Chi tradisce il mandato degli elettori si dimetta. Chi tradisce il mandato degli elettori si dimetta. La Lega lancia la sfida a Fratelli d'Italia, il partito che a Vicenza oggi vanta 5 consiglieri comunali, 3 portati via alla lista dell'amico sindaco Idea Vicenza e 2 al Carroccio. Insomma, quando Giorgia Meloni dice che si deve tornare a votare perché il Parlamento non rappresenta il volere del popolo, dovrà spiegare anche il caso di Vicenza. Giorgia Meloni l'ha ribadito più volte a livello nazionale, evidenziando i passaggi di casacca come un aspetto negativo e di fatto va a tradire quello che è appunto il mandato degli elettori. E da qui nasce la sfida. La Lega chiede che ci sia un vincolo di mandato morale. Chi viene eletto nelle liste di un partito può passare anche a un altro, è legittimo, ma dia le dimissioni. È una questione di rispetto verso i cittadini. A Vicenza Fratelli d'Italia ha 5 consiglieri comunali e nessuno di loro si è presentato alle elezioni con il partito di Giorgia Meloni. Sono stati tutti reclutati da altre forze politiche, ieri amiche, oggi, un po' meno. Aspettiamo quindi da questo punto le dimissioni, vediamo se sono coerenti rispetto a quello che dice il loro partito oppure se preferiscono le poltrone agli ideali.